Buongiorno a tutti, anche oggi abbiamo fatto il nostro giretto al mercato settimanale di giovedì, che oggi viene chiamato Zioba. Ricordiamo sempre che è probabilmente uno dei mercati settimanali più importanti del Veneto. È veramente un piacere andarci perché oltre a essere, diciamo, la possibilità di acquistare, trovare merci diversi, anche tanti banchi si sono proprio specializzati cercando sempre di fare più bello, ma diciamo anche proprio un evento sociale che tu vai lì, saluti, parli, veramente ci sono persone, conosco mariti che vanno prima a farsi il giro per conto loro per fare un giro, poi vanno con la signora, fanno il giro e comunque quindi un momento molto importante della città che arricchisce la nostra città ogni settimana. Detto questo, abbiamo fatto così la nostra così piccolo sondaggio su un tema molto sensibile e anche importante che in questi giorni da ieri trova spazio su tutti i mezzi di comunicazione, sui giornali e c'è anche in forma a mio avviso un po' troppo polemica ed è il fatto che ieri in Consiglio regionale la proposta di legge regionale sul fine vita è stata bocciata per un voto e quindi abbiamo voluto sentire qualche parere e abbiamo raccolto, anche se sono pochi, sono tre pareri, di cui due a favore di Zaia e uno contrario ma spiega alcune cose, tutti e tre a mio avviso pareri autorevoli e degni di riflessione. Vi invitiamo a ascoltarli e anche a eventualmente nei commenti a dirci quello che pensate perché è un tema che in realtà potrebbe toccare a ognuno di noi e quindi forse è il caso di fare appunto delle valutazioni un po' più approfondite e non lasciarsi seguire come al solito anche per altri tanti temi sulla spinta così emotiva, magari dell'informazione arrivata così, ogni riferimento ai Novax ovviamente è puramente casuale, va bene? Ciao e buona giornata a tutti. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima in Corso del Popolo a Chioggia.